Grazie all'investimento rinaturazione del Po del PNRR, l'assetto generale del fiume Po migliorerà sotto diversi aspetti, principalmente dal punto di vista ecologico e naturalistico del trasporto solido, ma anche e soprattutto in Veneto questo sarà ancora più vero dal punto di vista della sicurezza idraulica. Infatti gli interventi di rinaturazione che nel tratto medio-alto del Po riguardano la riattivazione di lanche laterali, di creazione di zone umide, zone di rinaturazione, di controllo della vegetazione alloctona, nel tratto terminale veneto riguarderanno soprattutto interventi di miglioramento ambientale in zone molto specifiche, luogo di SIC e ZPS, ma riguarderanno anche e soprattutto grazie anche alla caparbietà dell'assessore Bottacin, che è riuscito a ottenere l'inserimento delle diaframmature all'interno di questo intervento PNRR, il consolidamento di tratti arginali che erano particolarmente a rischio per filtrazione, nei quali saranno realizzate queste diaframmature che aumentano sensibilmente anche il livello di sicurezza finale. Le diaframmature sono realizzate in 2 siti del Veneto, uno della provincia di Ferrara e uno della provincia di Piacenza.